Bentrovati a voi tutti amici amanti della cultura. Apriamo questa terza pagina con una gran bella notizia che riguarda anche tutto il territorio nazionale, visto che Treviso, la città nella quale abbiamo sede, ha presentato la manifestazione di interesse per la partecipazione al bando per il conferimento del titolo di capitale italiana della cultura. Una città che lo merita. Sia chiaro, come qualsiasi altra città italiana, siamo il paese più bello e più ambito del mondo in quanto a beni culturali. Una delle conferme relativamente alla sensibilità della cultura è il fatto che Treviso è l'unica città italiana ad avere la propria radio locale, appunto la nostra, che svolge attività di informazione di interesse generale, requisito ottenuto proprio per l'indiscutibile attività di promozione alla cultura svolto da noi. Infatti l'informazione riserva alla cultura per importanza la terza pagina. Noi abbiamo acquisito il diritto a svolgere attività di informazione di interesse generale imparando, sin dal lontano 2006, a produrre i nostri programmi informativi, crescendo anno dopo anno fino ad arrivare a realizzarli non solo con i vinili a 33 giri, i CD o le chiavette. Infatti Veneto 1 ha anche iniziato a produrre registrando audio e video per il web e per documentazione le sue attività di didattica musicale a scopo educativo e informativo per promuovere la cultura, senza porsi limiti. Abbiamo iniziato con ospitare grandi musicisti, prestigiosi ensemble e grazie al loro entusiasmo e a quello di altri circa 200 professionisti, docenti e talenti, siamo arrivati ad avere la nostra orchestra da camera e filarmonica. Treviso, città della cultura 2006. Ci sta benissimo, perché dovesse succedere cade proprio anche nell'anniversario dei primi 50 anni di Radio Veneto 1, l'unica radio italiana con la sua orchestra filarmonica e da camera. Doveroso quindi da parte nostra onorare un semplice ma sentito ringraziamento all'amministrazione comunale, in particolare al sindaco di Treviso, Mario Conte. Dobbiamo a lui e all'allora assessore alla cultura Lavinia Preti Colonna il nostro esordio ufficiale nella stagione sinfonica del Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, interrotta solo dal Covid. Per par condicio, va anche dato merito al precedente assessore, il professor Luciano Franchin, di averci aperto le porte del Teatro Comunale e dell'Auditorium di Santa Caterina. Sensibilità non comune alla cultura, da qualsiasi parte in campo. La nostra città merita a pieno titolo il riconoscimento a capitale della cultura e sarà quello che sarà. Ovvio quindi che la pagina dedicata a supportare a nostro modo la candidatura di Treviso a capitale italiana della cultura 2006 inizi con portarvi in un bellissimo luogo di cultura, appunto, l'auditorium del Museo di Santa Caterina, in pieno centro alla città, con un estratto del concerto effettuato al tempo dal quintetto Barutti, Anna, Bruna, Fiorenza Emila e Giuseppe, unici artisti di altissimo livello al mondo che compongono un quintetto, unici fratelli, e hanno eseguito il quintetto numero 2 opera 81 per piano e quartetto d'archi di Dvorak. Buon ascolto.
Ora siamo in un altro luogo assolutamente degno della città che si è proposta a capitale della cultura, la chiesa di Santa Croce presso l'università, che ha ospitato il quartetto Giorgione, che ci proporrà di Mozart il quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in La maggiore K581.
E per concludere il nostro pensiero, il nostro ringraziamento alla domanda, alla richiesta di far Treviso capitale della cultura, il nostro esordio nella stagione sinfonica ufficiale al Teatro Comunale di Treviso, con la celeberrima Fantasia per orchestra dedicata al nostro paese tutto, quindi a voi tutti. Capriccio italiano, opera 45 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. L'Orchestra Filarmonica I Solisti di Radio Veneto 1 è diretta dal grande maestro Bram Cifchan. Buon ascolto.
Si conclude così questa nostra terza pagina in onore della candidatura di Treviso a città capitale della cultura italiana. Richiesta appena presentata e ringraziamo il sindaco di Treviso e l'amministrazione culturale per questo privilegio. Speriamo sia accordato. Abbiamo visto il quintetto Barutti, Anna, Bruna, Fiorenza, Mila e Giuseppe all'Auditorium di Santa Caterina, dove hanno eseguito il quintetto numero 2, opera 81, per piano e quartetto d'archi di Dvorak. Ci siamo poi trasferiti presso la chiesa di Santa Croce, presso l'università, altro luogo di grande cultura che ha ospitato il quintetto Giorgione, che ci ha proposto di Mozart il quintetto per clarinetto e il quartetto d'archi in La maggiore K581. E per concludere abbiamo ascoltato dal Teatro Comunale di Treviso e Teatro Comunale Mario del Monaco Capriccio italiano, opera 45 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, dall'Orchestra Filarmonica I Solisti di Radio Veneto 1, diretta da un grande maestro, Avram Cifchan, nel nostro
esordio della stagione ufficiale sinfonica appunto del Teatro Comunale Mario del Monaco Treviso. Grazie e alla prossima.